Maestro Arena, il gelato è pronto? Ebbene sì, e qua è pronto, lo stiamo sporzionando per tutti i nostri... Come è stato preparato questo gelato? Allora, prima di ogni cosa valorizzare la nocciola che c'è dentro, con del latte fresco di giornata, con l'aggiunta di zuccheri e degli addensanti naturali. Guarda Valentina come se lo sta mangiando. È troppo buono, davvero. È corposo, si sente benissimo la nocciola. Troppo buono. Questo è il vero gelato artigianale siciliano, Sì, rigorosamente questo è il nostro gelato artigianale siciliano. con i prodotti del territorio, dei Nebrodi. Dei Nebrodi addirittura. E lo stiamo servendo in una tinozza speciale che ha 150 anni, questa tinozza. Da dove arriva? No, questo è del mio sbinonno che la tenevano in cantina sopra la pasticceria e la gelateria dei miei nonni, e che io ho voluto riprendere, rispolverare e riandare a riutilizzare di nuovo. Guardiamo l'innovazione, guardiamo il futuro, ma non dobbiamo dimenticare il passato e le nostre tradizioni, vero? Assolutamente, non bisogna discostarsi completamente dalle nostre tradizioni. Bene, adesso gusto anch'io il gelato con le nocciole. Grazie. Lo gustiamo qui a Brolo, in questa bellissima cornice. Questa cittadina ospiterà il Gran Galà del Gelato. Appuntamento a sabato sera, vero Salvatore? Domani sera sul corso principale, gelato, 36 gusti, 6 maestri pasticceri e il concerto di Maria Incudine.